Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Dalle 1:45 della notte sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste il traffico è rallentato fra Cervignano e Ronchi Sud per le avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea aerea. È in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Tra rallentamenti fino a 60 minuti, alcuni treni regionali cancellati. Produzione di energia elettrica attraverso la fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico per alimentare una pompa di sollevamento dell'acqua di un pozzo artesiano, donazione di 6 computer ad una scuola e donazione di giocattoli alla chiesa locale. Questi gli eventi di cooperazione civile e militare portati a termine dal contingente italiano in Libano nei giorni scorsi nella vicina Rumaish, municipalità inserita nell'area di responsabilità del settore ovest di UNIFIL a guida italiana. Tutti gli eventi sono stati presieduti dal generale di brigata Massimiliano Stecca, comandante del settore ovest di UNIFIL e del contingente italiano in Libano. La missione è attualmente alla guida della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, al suo 6° mandato nella terra dei cedri con i colori delle Nazioni Unite e ha la responsabilità del settore ovest di UNIFIL, in cui operano 3.800 caschi blu di 15 dei 46 paesi contributori alla missione ONU, di cui fanno parte circa 1.000 militari italiani. Si è svolto domenica scorsa, dopo il rinvio per meteo incerto, il concerto a sorpresa Prati in Musica nel Parco Comunale del Cormor di Campoformido. Presso il roccolo di Villa Primavera si sono esibiti i Green Waves con Irlanda Mediterranea per il Festival nei Suoni dei Luoghi con la collaborazione di Folkest. L'evento è stato realizzato dal Comune di Campoformido nell'ambito delle iniziative di rilancio del Parco Comunale del Cormor. Alle 7 del mattino gli oltre 150 partecipanti si sono dati appuntamento proprio al mulino di Basaldella per poi partire alla volta del luogo del concerto a sorpresa, svelata dopo circa 40 minuti di cammino presso il roccolo di Villa Primavera, di cui a breve inizierà il restauro grazie a un contributo regionale. Con grande partecipazione il caloroso pubblico ha potuto apprezzare il repertorio irlandese celtico proposto dal rinomato ensemble Green Waves, composto da Fulvia Pellegrini, violino, Lorenzo Marcolina, clarinetto, timbuesh e gaita, Massimiliano Dosvaldo, fisarmonica e tastiere, Michele Pucci, chitarra flamenca ed acustica e Michele Budai per le percussioni medio orientali, bodhran e voce.